Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voi la Linea. Quarta dose e importanza del vaccino. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi ha fatto il punto sulla situazione dei contagi, partendo però da quanto siano state importanti le donazioni raccolte in questi 2 anni di pandemia, una cifra che ha raggiunto livelli record. Parliamo di circa un paio di milioni di euro, forse qualcosa in più, perché poi le iniziative sono state diverse, sono state anche distribuite individuando destinatari diversi. Insomma, c'è stato un motto di solidarietà estremamente importante. Questo popolo anche in questa occasione ha dimostrato di che pasta è fatto, e di questo dobbiamo essere grati e soprattutto sentire il peso delle responsabilità quando si usano questi soldi. Si parla di un allentamento finalmente anche delle misure, delle mascherine al chiuso. Lei ha detto che il vaccino ha reso possibile questo, anche perché di fronte a un contagio più ampio c'è una domanda ospedaliera molto più bassa. È evidente che il vaccino ha dato una risposta che è sotto gli occhi di tutti, tranne di qualcuno che continua a insistere che questa è una cosa che non serve. Noi abbiamo livelli di infezione alti che raggiungono la media di 1 migliaio negli ultimi giorni quotidiani, e abbiamo alcune persone in terapia intensiva. Insomma, tutti noi ci ricordiamo quando l'infezione era più bassa in termini di contagiati e avevamo numeri di terapia intensiva molto diversi, quindi è evidente che il vaccino ha dato una risposta determinante, e questo va contestualizzato perché il vaccino è stato trovato, la soluzione è stata trovata in 1 anno, quindi è chiaro che poi alla fine questo è un vaccino che naturalmente non blocca l'infezione ma blocca la malattia, lo sappiamo tutti, però tra prendersi un'infezione ma evitare la malattia, evitare il rischio di una domanda ospedaliera, questo i numeri lo stanno dimostrando. Ma domani noi apriamo le prenotazioni, poi bisogna vedere che tipo di risposta ci sarà. Quindi le persone che hanno oltre 80 anni oppure oltre 60 ma con delle condizioni di fragilità particolari potranno prenotare la quarta dose. Contiamo potenzialmente circa 120.000 persone che possono essere destinatarie di questa misura, vedremo che tipo di risposta ci sarà. Io mi auguro che sia una risposta ampia, anche se sono preoccupato di questo, perché è evidente che se la scienza ci dice che bisogna avere un'ulteriore protezione, questo ci consente di proteggere in particolare le persone che sono più esposte all'infezione, non tanto per l'infezione. Guardate, noi oggi siamo arrivati nei nostri ospedali a avere nei ricoveri 30 persone che veramente hanno il Covid, l'altro 70% delle persone hanno il Covid ma sostanzialmente sono in ospedale per altro o vanno in ospedale per altro. Stiamo invertendo il fenomeno, come è ovvio che sia, insomma. Ed ora parliamo delle festività pasquali. Gli alberghi di Udine hanno visto l'arrivo di alcuni turisti, anche se le aspettative erano maggiori. Ce ne parla Isabella Gregoratto in compagnia di Giuliana Ganzini, che rappresenta gli albergatori della città. Come sono andate le cose per quanto riguarda gli alberghi in città? Con noi Giuliana Ganzin, che rappresenta un pool di albergatori di Udine. In effetti le aspettative erano delle migliori, però ci sono dei però, in sostanza, Giuliana. Buongiorno intanto grazie. Sì, no, siamo albergatori soddisfatti perché le aspettative delle prenotazioni sono state tutte confermate, ci sono state anche soste lunghe da parte soprattutto degli ospiti austriaci e tedeschi, sono arrivati anche gli italiani, quindi anche un po' per i ricongiungimenti familiari, quindi era la prima grande occasione per ricongiungere famiglie che magari negli ultimi 2 anni non erano state tutte assieme attorno ad un tavolo. Per chi invece è stato prettamente un turista si aspettava magari una città più vivace. Ovviamente Udine non è una città turistica come le altre grandi città e quindi c'è sicuramente da poter lavorare per il futuro, proprio se questi trend sono confermati. È un peccato per esempio che la mostra in Casa Cavazzini purtroppo non fosse stata allungata, perché sarebbe stata davvero una bella occasione, perché come abbiamo visto in altre località anche a Udine sarebbe stata sicuramente molto apprezzata.
Ecco, però si parlava di musei aperti, magari nel giorno di Pasquetta, di iniziative per il giorno di Pasquetta. Voi avete trovato carenze soprattutto per il giorno di Pasqua? Insomma, ci sono state ovviamente la ristorazione è stata parzialmente chiusa, in alcuni casi ovviamente le scelte sono state fatte dai singoli e quindi c'è stata un po' più di difficoltà magari a trovare quella tipicità che uno si aspettava. Poi anche comunque il circondario ha offerto sostanzialmente delle ottime alternative e anche le belle giornate hanno portato anche i nostri turisti ad andare verso Grado, quindi a scoprire comunque tutto quello che è attorno a Udine, quindi la posizione strategica si conferma come ideale per la scelta di esplorare il Friuli da Udine. Comunque negli alberghi non tutto pieno come vi immaginavate, perché se addirittura pensavate di avere sold out, visto che sono in arrivo anche nuove iniziative. Insomma ci sono gli altri due ponti, il ponte del 25 aprile che poi conferma anche l'arrivo e la concomitanza con il Faris Film Festival, quindi insomma noi guardiamo anche al mese, non soltanto al singolo giorno, dobbiamo fare un bilancio sul periodo. Però se fosse andata meglio in questi 2 o 3 giorni. È stato quanto più di così, insomma è già tanto più di quello che avevamo negli ultimi 2 anni, quindi assolutamente non ci si lamenta e si cerca di lavorare per fornire più servizi e quindi mantenere questa attenzione, questo interesse per la destinazione Friuli, ma in particolare ovviamente noi lavoriamo per la nostra città. Senta, un suggerimento proprio per far vivere la città 365 giorni all'anno. Bisogna ripensare un attimo a quelli che sono i tempi di fruizione da parte del turista della città, per esempio gli orari dei musei, ci sarebbe insomma un cambio di passo da fare proprio per arrivare ad essere un po' più vicini a quello che è una città turistica. Senta, e Udine si conferma come la prima città prescelta dai turisti che arrivano d'Oltralpe? Sicuramente ne abbiamo avuto in tutti gli alberghi, insomma, che ho sentito anche tra i colleghi, c'è stato un bel mix tra gli italiani e i tedeschi e gli austriaci, tantissimi austriaci sono già partiti per esplorare la Toscana, quindi le destinazioni ovviamente italiane più blasonate e ovviamente il punto di passaggio e anche la meta per spezzare il viaggio è Udine ed è sempre una bella sorpresa. Venerdì insomma la città era molto vivace anche con una percezione di una città molto giovane e quindi questo ci hanno riportato insomma si sono piacevolmente stupiti del fatto che ci fossero tanti giovani che ovviamente sono la nostra residenza della provincia che tanto si aggrega anche in città soprattutto quando ci sono le festività, quindi è una bella vetrina. Senta, ma è vero che si sta sviluppando sempre di più questo turismo lento, il turismo in bicicletta, voi ne sapete qualcosa? Ah sì, sicuramente già i ciclisti sono partiti, quindi anche gli austriaci fanno diversi tipi di vacanze, poi loro per la Pasqua normalmente hanno un periodo di vacanza più lungo, per cui anche gli italiani magari avevano 2 o 3 giorni a disposizione, invece loro hanno una decina di giorni e quindi questo favorisce anche l'organizzazione di un viaggio come quello in bicicletta che richiede un po' più di tempo per coprire le distanze, quindi l'Alpe Adria per esempio che noi abbiamo in partenza da Salisburgo ma viene anche presa semplicemente da Villacco ha già portato i primi turisti in bicicletta austriaci e altri stanno già arrivando perché la temperatura comunque per loro è già più che piacevole. Ed ora ci colleghiamo con il nostro Daniele Paroni per alcune anticipazioni sulla puntata di questa sera dello Scrigno in onda a partire dalle 21 e sarà dedicata alle erbe da utilizzare in cucina. La trasmissione sarà realizzata a Caporiacco di Colloredo di Monte Albano e tra gli ospiti anche l'assessore regionale alle risorse agricole Stefano Zanier. Grazie della linea, siamo a Caporiacco dove stasera proprio da qui realizzeremo lo Scrigno che è dedicato a un argomento caro penso a tutte le famiglie, l'utilizzo di erbe in cucina. Quali erbe si possono cucinare? È possibile utilizzare le ricette della nonna di un tempo, sono ancora attuali, quali si possono utilizzare e quali no, e quali sono più trasformabili e quali meno. Io vado dalla Cristina Barbiani, saluto l'assessore regionale alle risorse agricole che è al mio fianco e Marinella Ferigo, saranno anche loro i protagonisti questa sera. Io vado dalla padrona di casa, che cos'ha tra le mani? L'aglioxino.
Che cosa si può fare con quell'erba lì? Tantissime cose, dal pesto alla pasta, ai sottoli, alle decorazioni con le foglie, pastellati, magari poi vedremo minestre, un po' di tutto. Marinella, l'utilizzo delle erbe è ancora attuale? Moltissimo adesso, sarà soprattutto dopo il Covid che la gente è rimasta un po' in casa, ma per fortuna che sta tornando e che abbiamo delle persone competenti come la Cristina. Assessore Zanier, come guardate a questa, che è una tradizione ma è un modo anche di fare economia? Sì, con favore e con l'attenzione che serve da riguardare al fatto che le erbe in cucina sono una parte importante, dopodiché la parte importante è anche che chi raccoglie quelle erbe sappia cosa sta raccogliendo e quello che sta facendo, per cui questa è un'attenzione che in qualche modo vedremo anche successivamente come si può riuscire a rafforzare. Grazie all'assessore regionale alle risorse agricole Stefano Zanier e grazie al nostro Caramaschi per il consueto supporto tecnico. Vi restituisco la linea, vi do appuntamento a questa sera ore 21. Grazie Daniele Paroni, noi ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati in diretta da voi la linea, ora andiamo a Udine dove la Giunta, l'amministrazione comunale ha fatto un sopralluogo in piazzetta Marconi per valutare lo stato di avanzamento dei lavori, ma ci racconta tutto, la vedo già pronta, la nostra Isabella Gregorato, a te. Grazie Alexis, sono proprio qui in piazzetta Marconi con il sindaco di Udine Pietro Fontanini, con noi anche il vice sindaco Loris Michelini e il direttore dei lavori Roberto Saccavini. Partiamo dal sindaco, l'importanza dei lavori di questa sistemazione, tra l'altro tanto attesa, e adesso tutti sperano che i lavori finiscano al più presto. Ma i lavori senz'altro finiranno presto, è un'opera importante perché stiamo completando quella che è l'area che termina di Viale Mercato Vecchio, no? Adesso siamo in piazza Marconi, quindi era l'ultima parte che dovevamo completare. Sono lavori anche qui abbastanza impegnativi perché rinnoviamo le fognature, tutti i collegamenti e poi verrà fatta la pavimentazione nuova, ma insomma la ditta sta lavorando, siamo contenti perché le cose stanno procedendo secondo il piano dei lavori, quindi io penso che per agosto le cose saranno finite e quindi quest'area tornerà a essere percorsa, vissuta come si sta vivendo in maniera molto molto bella a via Mercato Vecchio. Ecco, tra l'altro quella di oggi è anche un'occasione per vedere aperto un attimo per le telecamere il cantiere, no? Sì, e così la gente può vedere cosa sta facendo, stanno rinnovando in pratica tutte quelle che sono i servizi, dall'acquedotto alla fognatura, poi c'è i tubi di energia elettrica, insomma cose importanti per chi vive in quest'area della città. Sì, quindi si è pensato anche a tutti i servizi. E con noi il vice sindaco per parlarci anche di prossimi lotti, no? Perché questo è un lotto dei lavori. Sì, questo è il primo lotto che comprende proprio la piazza, diciamo il collegamento con via Mercato Vecchio, dove stanno facendo appunto i lavori adesso dei sottoservizi, ma poi verranno completati con la posa di tutta la parte della pietra presentina e il rifacimento del porfido. Poi il secondo lotto invece sarà il collegamento tra via Paolo Sarpi e Vicolo Sottomonte, proprio attraversando, lasciando per poter poi percorrere il tratto che collega appunto le due vie. Perché due lotti? Perché così non si interrompe poi l'accesso delle persone. Come ci diceva, la pietra presentina in mezzo, sì, e il porfido utilizzato come in via Mercato Vecchio, quindi con la resina e col sottostrato cementizio, ci permette di rendere la piazza sicura anche nei prossimi decenni. Ecco, una curiosità, anche piazzetta San Cristoforo, lavori anche lì proseguiranno fino a quando? Allora, il cantiere della Fondazione Friuli, sì, andrà avanti credo un anno, è un cantiere privato ovviamente che fanno loro, sì, poi noi dovremo seguire invece tutto quello che seguirà il collegamento del giardino verso, sì, piazza Primo Maggio.
Una parte di via Gemona è già stata completata, verrà completata una seconda parte e poi noi abbiamo il compito di unire il tutto per rendere più bella questa parte della città. Ecco, alcune caratteristiche di questo cantiere di Piazzetta Marconi attraverso appunto il direttore dello stesso cantiere, Roberto Saccavini. In questo momento quindi state sistemando i sottoservizi, no? In questo momento stiamo sostituendo l'intera condotta dell'acqua, che diciamo si possono vedere i vecchi tubi in ghisa che sono stati sostituiti con quelli nuovi. Ecco, quanti anni hanno questi tubi in ghisa? Allora dovremmo chiederlo esattamente agli enti, però avranno circa una cinquantina d'anni. Perché appunto è da diverso tempo che non si usano più. Sì, diciamo che è stato approfittato di questo momento proprio per sostituire tutti questi sottoservizi, proprio per poter, abbiamo anche predisposto abbiamo fatto delle predisposizioni in più per poter eventualmente non dover poi intervenire a demolire, diciamo, le parti che adesso stiamo costruendo, e quindi abbiamo previsto delle canalette in più per poter passare con i futuri servizi anche legati alle innovazioni che ci possono essere. Ecco, il problema con cantieri di questo genere è di non trovare sorprese. No, qualche sorpresina l'abbiamo trovata, non tante quante ce n'erano, o forse ne troveremo un po' di più nel secondo lotto, perché diciamo questa area dove ci troviamo adesso è quella che sarà oggetto di intervento successivamente, ed è quella, diciamo, più legata alla parte del colle, quindi è molto probabile che qualche cosina, visto che andiamo a scavare un pochino più in profondità rispetto a quello che abbiamo scavato in questo primo lotto. Anche qui però abbiamo trovato dei piccoli frammenti delle vecchie edifici che sono stati demoliti, perché coincidono esattamente con quello che sarà il disegno della piazza. Bene, ringraziamo anche Roberto Saccavini. Concedetemi ancora una battuta col sindaco. Il mistero si infittisce adesso che c'è questo colle, che è stato, se si trovano anche materiali nuovi. Beh, il colle è un colle naturale, questa è una grande scoperta. Ad ottobre faremo un grande convegno internazionale proprio per parlare di questa grande novità che riguarda il colle del Castello di Udine. Motivo di richiamo in più, insomma, per la città. Perché è probabilmente uno dei più grandi d'Europa, quindi siamo orgogliosi di questa scoperta. Qui in città una cosa unica. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, e qui da Piazzetta Marconi è tutto. Restituisco la linea allo studio, a te Alexis. Grazie Isabella, ora andiamo nella destra tagliamento, dove i livelli di occupazione nelle aziende sono tornati ad essere incoraggianti, ma a causa degli elevati costi energetici e delle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali, il rischio è la chiusura di alcune attività. Sono questi i timori rappresentati da Cristiano Pizzo, coordinatore della CISL per il Friuli Occidentale. Cristiano Pizzo, la situazione economica nella nostra provincia fa paura, la guerra sta continuando, ecco, che riflessi negativi sta osservando soprattutto sulla tenuta del sistema economico? Ma effettivamente noi abbiamo grandissime preoccupazioni, al momento sono delle preoccupazioni, come dico ormai da tempo, perché in realtà se noi guardiamo anche gli ultimi recentissimi dati sull'occupazione nella nostra regione o nella nostra provincia pordenonese, i dati sono molto incoraggianti, siamo tornati a livelli pre-pandemia sia come tasso di occupazione sia anche come tasso di disoccupazione che è diminuito, ma sono gli effetti della conseguenza di un buon lavoro fatto nel 2021. Purtroppo non si è fatto tempo a uscire forse dalle preoccupazioni della pandemia e siamo entrati in questa grandissima preoccupazione, grandissimo pericolo della guerra, che ha degli effetti nella nostra regione, nel nostro territorio, soprattutto da un punto di vista dei costi energetici e per i materiali per alcune aziende, quindi quelle che riguardano, che sono nel mondo della siderurgia, ormai sono noti i casi della Pittini a livello udinese o della ZML nel nostro territorio pordenonese. Ovviamente sono preoccupazioni importanti anche perché credo che peggioreranno considerato che la guerra prosegue e le conseguenze sono lì, le stiamo monitorando e ci aspettiamo comunque un peso che aumenterà.
Va detto che noi non siamo ancora usciti dalle difficoltà delle nostre aziende legate alla pandemia, cioè l'approvvigionamento dei materiali per alcuni settori è rimasto lì ed è una delle difficoltà. Noi abbiamo aziende che non hanno grossi problemi se non quelli energetici e hanno addirittura commesse di lavoro importanti, ma sono rallentate e in qualche caso hanno anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali perché mancano i materiali per completare il lavoro. Sono preoccupazioni che abbiamo, stiamo monitorando, certo la prospettiva non è incoraggiante. Da questo punto di vista potrebbero esserci anche dei blocchi all'orizzonte proprio della produzione con fabbriche che avrebbero le potenzialità ma che di fatto dovrebbero interrompere la produzione stessa. Cosa ne pensa? E dico che purtroppo è vero, e una delle preoccupazioni arriva da qualche grido di allarme di qualche imprenditore. Mi vengono in mente il settore delle cartiere o comunque dei settori delle aziende più energivore. Si stanno già organizzando per rivedere gli orari di lavoro, per lavorare qualche turno in meno, per cercare appunto di far fronte al problema dell'aumento dei costi energetici. Qualcuno sta anche dicendo che se continuasse così il peso dell'energia nella produzione, il rischio non è quello di utilizzare gli ammortizzatori sociali, è quello di arrivare anche alla cosa peggiore, cioè alla chiusura dell'attività produttiva, e noi dobbiamo fare di tutto per scongiurare questo rischio. Rischio che è presente, lei diceva che effettivamente la luce in fondo al tunnel ancora non si vede. Quanto potrebbe però continuare? Perché effettivamente qualcuno, gli imprenditori, anche i lavoratori, quattro conti se li stanno facendo. Beh, se noi mettiamo insieme la difficoltà di approvvigionarsi di materiali, all'aumento dei costi energetici, all'incertezza che arriva dalla guerra e quindi non sappiamo quando questa situazione potrebbe in qualche modo normalizzarsi, effettivamente l'incertezza è enorme. E vorrei sottolineare che l'Europa in questo momento si sta muovendo per riportare in Europa la produzione di alcune importanti attività. Mi riferisco in modo particolare alle schede elettroniche, ma non solo, ma ci vuole del tempo. A rimediare agli errori di qualche decennio fa non basterà qualche mese, ci vorrà qualche anno. In questo momento abbiamo qualche anno di tempo per la sopravvivenza, credo che alcune aziende questo lasso temporale non ce l'abbiano assolutamente. Ecco, fonti alternative invece di produzione dell'energia, si è parlato addirittura di rigassificatori, si è parlato insomma di centrali a carbone, si sta pensando veramente al futuro. Ecco, siamo troppo tardi, ecco, qual è il vostro punto di vista e soprattutto quale potrebbe essere la soluzione migliore per salvare il salvabile? Noi abbiamo degli obiettivi che sono quelli che l'Europa ci ha dato, anche giustamente, di arrivare alla neutralità energetica, entro il 2050. La Regione sta facendo un ottimo lavoro, addirittura dice di arrivare a questa neutralità energetica entro il 2045, il che vuol dire fare a meno di una serie di energie, diciamo fonti energetiche altamente inquinanti. Oggi si parla ancora di rigassificatori che dovrebbero però seguire come si affronta l'emergenza, non può essere di prospettiva. Dobbiamo fare in modo di sviluppare le rinnovabili, il che significa in questa regione non l'idroelettrico che ormai ha dato quello che poteva dare, siamo al massimo della possibilità, non l'eolico perché non c'è costanza di vento e non è una strada percorribile, resta il fotovoltaico e resta un importante ragionamento anche sulle biomasse. C'è un problema però in questa regione come in tutto il paese, spesso quando si parla di questo tema dell'energia e di quello che si può fare subentrano degli inquinamenti ideologici che sono gli stessi che ci hanno fatto fare degli errori enormi negli ultimi anni. Ecco, io vorrei che si ragionasse un po' più concretamente e un po' meno ideologicamente. Noi siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.